Centro operativo dalla Verona 3, che mi aggiorna sulle condizioni del traffico, la mia posizione è Villa Bona, Barriera, direzione Padova. A bordo della Tesla elettrica della Polstrada di Venezia, l'unica in tutta Italia ad averla in dotazione, abbiamo seguito in mattinata i controlli lungo lo snodo tra Padova e Mestre di questo primo weekend d'agosto definito da traffico intenso. Questo è il primo weekend di agosto contrassegnato da un traffico intenso appunto da bollino rosso. La concessionaria CAV prevede il transito di circa 700.000 veicoli nel fine settimana nello snodo tra Padova e Mestre, soprattutto in direzione Trieste e sul litorale verso le mete turistiche. E sabato si replica. Sì, buongiorno. Altra giornata da bollino rosso, le raccomandazioni della polizia stradale. L'importante è il comportamento durante il viaggio. Durante il viaggio bisogna rispettare le norme comuni di prudenza, ma soprattutto allacciare la cintura, anche nei sedili posteriori molti non sanno che è obbligatoria, rispettare le distanze di sicurezza, mantenere una velocità commisurata alle condizioni di quel momento del traffico e anche della situazione della strada, impegnare la corsia di destra, che poi è la corsia ordinaria, e la terza corsia solo per le manovre di sorpasso, e fermarsi ai primi cenni di sonnolenza. Ma non basta, i consigli contro i ladri delle aree di servizio dove è necessario prestare la massima attenzione. Bisogna fare molta attenzione a non lasciare oggetti di valore, soprattutto assicurarsi di aver chiuso bene il veicolo. In ogni caso la Polizia Stradale ha organizzato dei servizi in borghese con le squadre di polizia giudiziaria proprio per prevenire e per reprimere il fenomeno.